Si è svolto oggi presso il Long Beach alla Scala dei Turchi a Real Monte un interessante seminario dal tema varietà e potenzialità della costa di Real Monte, patrimonio da preservare e valorizzare. Diversi e tanti e qualificati gli interventi in programma, inserito nell'ambito delle iniziative promozionali del FLAG, Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata, in collaborazione con la Regione Siciliana, Dipartimento Pesca Mediterranea, nell'ambito del FEAMP 2014-2020. L'evento è stato moderato dal professor Stefano Tesè. Tanti quelli programmati dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni, alle associazioni ambientaliste. A dare il saluto ai partecipanti il sindaco della città di Realmonte, Sabrina Lattuca. Il convegno appunto si inserisce all'interno dei progetti FLAG, nasce qua a Realmonte per creare le sinergie necessarie alla crescita di questo territorio che per la costa fragilissima che abbiamo deve passare attraverso una valutazione attenta sulle criticità che ci sono e con contestuale potenziamento di tutte le potenzialità che ci sono. È chiaro che oggi abbiamo dei relatori che sicuramente possono col Comune di Realmonte attivare quei meccanismi prodromici a un'attenta valutazione e contestualmente, dicevo, si può arrivare alle soluzioni a breve, medio, lungo termine e alle potenzialità in ordine a piani di gestione, piani di fruizione, messe in sicurezza, tutto per avere maggiore flusso, maggiore respiro anche da un punto di vista economico per gli operatori del settore e quindi per il Comune di Realmonte maggiori servizi. È un futuro importante e soprattutto complesso, di una complessità particolare. L'impressione che abbiamo avuto di questa necessità di riunire tanti soggetti proprio si è palesata nel momento in cui abbiamo fatto l'elenco delle istituzioni che a vario titolo hanno prerogative e interessi istituzionali sul nostro territorio, sono tantissimi e quindi è quanto mai opportuno che si trovino dei momenti come questo di questa mattina e anche altri per far sì che tutte queste istituzioni riescano a trovare un punto di incontro in modo che si possano fare delle proposte organiche per risolvere i tanti problemi che ci sono e riuscire a trasformare questi problemi in risorse per valorizzare in maniera adeguata questo nostro bene che tanti ci invidiano per la bellezza e che noi abbiamo l'obbligo come cittadini, le istituzioni e tutti quanti di far sì che questo avvenga nel migliore dei modi. Sicuramente è un momento di una dimensione mediatica enorme. Sono molto fiero oggi del mio territorio che finalmente, si potrebbe dire finalmente, riesce anche ad attirare un contesto che possa realizzare qualcosa di costruttivo nel dare attenzione a quello che noi sappiamo perfettamente essere una costa difficile dal punto di vista geologico, una costa che nel tempo ha dimostrato tutte le sue fragilità, però che sono fragilità che esistono da sempre, quindi non sono un fatto legato solo ed eventualmente all'antropizzazione, ma un fatto del tutto naturale. Quindi c'è da distinguere queste fasi, c'è da distinguere in un doppio ragionamento. Credo che le personalità che oggi convergono sull'argomento siano qualificatissime e sono sicuro, con pieno ottimismo, che da questa giornata di lavori verrà fuori qualcosa di molto positivo per il territorio di Realmonte, per le aspettative della regione siciliana. Oggi la presenza della Guardia Costiera in un evento come questo è assolutamente di rilievo e particolarmente importante in considerazione del fatto che la tutela, la valorizzazione del patrimonio, del patrimonio ambientale parte esclusivamente e sicuramente anche da una tutela del territorio. I nostri compiti in ambito ambientale sono
spaziano dalla tutela delle risorse ittiche alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, alla tutela dell'ambiente marino e dell'ambiente costiero. Quindi è una funzione essenziale nel sistema valorizzazione del territorio e protezione dell'ambiente. FLAG è una società consortile mista pubblico-privata il cui territorio ricade tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle. L'obiettivo del FLAG è lo sviluppo del territorio e dell'area costiera, principalmente attraverso degli interventi infrastrutturali e una serie di azioni promozionali sempre sul territorio di questa costa. Oltre al Real Monte avete altri appuntamenti? Sì, noi abbiamo previsto 10 appuntamenti, uno per ogni comune e chiaramente su tematiche specifiche dei territori. E questi appuntamenti noi abbiamo preferito che li gestissero le Proloco in modo da coinvolgere proprio le aree territoriali di riferimento. Oggi la Scala dei Turchi, insomma un must, un bene visitatissimo in Sicilia. Sì, noi già abbiamo fatto la promozione proprio sulla Scala dei Turchi anche a livello regionale, passando degli spot proprio mirati sulla Scala dei Turchi, e prevediamo di fare analogamente tante di queste iniziative su tutte le aree territoriali e le emergenze di questa zona.